Un appello lanciato sui social in questi giorni e pervenutoci in redazione è quello di un gruppo di giovani lavoratori, studenti che vivono fuori la Sicilia, al nord, per la prevalenza, inviato al presidente della regione, onorevole Nello Musumeci, con l'hashtag fateci rientrare, pubblicato anche su Telegram, su Twitter. Nel video si raccontano le storie di ognuno di loro che per un motivo o un altro, perdita di lavoro, genitori che non percependo redditi per via della crisi non li possono più mantenere al nord per via del Covid e delle difficoltà economiche. Da lì l'appello al governatore di questi giovani e farli rientrare nelle loro case natie. Ciao, sono Roberta. Sono Alessia. Mi chiamo Luigi. Sono Jessica. Mi chiamo Marinella. Ciao a tutti, sono Martina. Mi chiamo Jessica, sono siciliana. Sono Martina, sono siciliana, precisamente sono trapanese. Mi chiamo Vittoria Privitelli e studio a Ferrara da 2 anni. Sono Melissa e sono una studentessa fuori sede. Sono una studentessa fuori sede. Presidente Musumeci, sono siciliano anche io. Il giorno in cui moltissimi siciliani sono tornati a casa, io ho deciso di rimanere a Milano e fare la quarantena qui. Vivo a Ferrara da più di un anno e sono rimasta qui bloccata ormai dal 23 febbraio. Sono rimasta bloccata qui per il bene di tutti. Sono bloccata a Milano. Sono bloccato a Torino. Sono bloccata a Bologna da 60 giorni. Sono bloccata a Ferrara, ormai da mesi. Ho pensato di tornare a casa, di tornare in Sicilia, ora che in teoria è possibile, ma in realtà non lo è perché voli terminati, treni terminati. Sono figlia di un lavoratore autonomo che a causa dell'emergenza sanitaria non può più aiutarmi a sostenere le spese. Per i miei genitori è un costo mantenermi qui ed economicamente non è più possibile. Ho perso il lavoro a causa del coronavirus. E mi trovo senza lavoro, mi trovo con una malattia cronica. Mia madre soffre di diabete e mio padre non può assisterla perché deve occuparsi di mio nonno. Ci sono persone che quindi hanno bisogno di tornare ora e non tra un mese, tra 2 settimane, tra 3 settimane. Qualche giorno fa ho scritto un post online dove esprimo la mia idea al riguardo e il mio disappunto su quanto ordinato dal presidente della regione Sicilia. Ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di siciliani fuori sede che al momento si trovano a fronteggiare diversi problemi. Così ho aperto un gruppo Telegram dove ci stiamo dando supporto e soprattutto dove, grazie alle nostre forze, stiamo cercando di far sentire la nostra voce che sembra essere dimenticata. Quello che stiamo chiedendo dunque non è ovviamente un nuovo esodo, ma un modo in totale sicurezza per tornare in Sicilia, un protocollo d'emergenza, dei voli organizzati appositamente per far tornare i vostri fuorisede e quindi con tutte le conseguenze del caso, autodenuncia e quarantena. In tempi straordinari ci vogliono misure straordinarie. Ci vuole diplomazia, non forza. Aiutateci, ascoltateci. Fateci rientrare in sicurezza. Vorrei proprio tornare. Voglio tornare a casa mia in Sicilia. Restare a casa è un dovere, ma tornare a casa è un diritto. Restare a casa è un dovere. Tornare a casa è un diritto. Rientrare a casa è un mio diritto. Rimanere a casa è un dovere. Tornare a casa è un diritto. Restare a casa è un dovere. Tornarci è un nostro diritto. Ho il diritto di tornare a casa. Restare a casa è un dovere. Ma tornare a casa è un diritto. Quindi #fateci tornare. #fateci tornare. #fateci tornare. Anche noi siamo siciliani. Fateci tornare a casa. Fateci tornare. Fateci tornare. Ho bisogno di tornare dalla mia famiglia. Fateci tornare a casa.